Io ne ho viste di catastrofi, ma come questa mai. Devo anche dire che qui tromba d'aria non si vede neanche il segno, questo è il segno di un terremoto, di un sisma importante. Un morto, 72 feriti portati in ospedale da elicotteri e ambulanze, 2 dei quali in condizioni serie, una cinquantina di persone che hanno raggiunto le strutture sanitarie autonomamente per essere medicate, centinaia di case scoperchiate e poi danneggiamenti ingenti ad edifici pubblici ed attività produttive, oltre ai beni dei cittadini. 3 comuni, Dolo, Pianiga e Mira, messi in ginocchio. È un bollettino di guerra quello che il tornado abbattutosi nell'entroterra veneziano ha lasciato dietro di sé. Oggi il sopralluogo del governatore del Veneto Zaia sui luoghi della catastrofe. Dalla regione arriveranno degli aiuti, ma i danni, ancora in fase di quantificazione, potranno essere coperti solo da un intervento del governo. Zaia e Renzi intanto si sono sentiti telefonicamente. Ho già fatto lo stato di emergenza, ho già sentito il Presidente del Consiglio questa mattina, domani mattina ci sarà la Protezione Civile Nazionale. E durante il sopralluogo della Protezione Civile Nazionale di domani si stilerà una prima quantificazione dei danni che potrebbero raggiungere facilmente le diverse decine di milioni di euro. Grossi problemi anche per le imprese, 20 quelle recensite in prima battuta che interessano un centinaio di dipendenti. Gli artigiani della Riviera del Brenta hanno chiesto una sospensione dei tributi comunali e delle scadenze fiscali, oltre alla convocazione di un tavolo di crisi che veda coinvolte amministrazioni locali, regionali e governo. Bilancio nefasto anche per il patrimonio artistico del territorio. 5 le ville venete della Riviera danneggiate. Un miracolo, vista l'entità della catastrofe, che non ci siano state più vittime. Non ce l'ha fatta invece il 63enne Claudio Favaretto, morto nella sua auto scaraventata in aria dal vento a San Bruson di Dolo. Evita il traliccio che è caduto in via San Bruson, e evitando che era uno dietro che si è salvato, l'altro mi sta andando dentro sul vortice della tromba d'aria, sulla pressione, mi ha detto a moglie che sei irriconoscibile o quasi sventra. Una roba allucinante.